Beccata al volo il sindaco di Portoviro, Mauro Veronese. Che dire, innanzitutto qua inaugurate ogni giorno qualcosa, quindi mi fa piacere essere qua presente, anche perché poi dopo si vede una città viva, molto più viva di tanti altri paesi della provincia di Rovigo. Però c'è questo famoso ganglio della piscina. Abbiamo visto un suo post su Facebook dove appunto affermava che la piscina non è di proprietà del comune. Ci vuoi spiegare, sindaco, innanzitutto le parole che ha scritto appunto su queste slide e come si può risolvere questo problema della piscina? Sì, intanto sì, siamo in un'inaugurazione, quella del Parco dell'Amicizia oggi. Inauguriamo tanto perché in questi 2 anni insomma è stato impossibile fare tutto, quindi avevamo un po' di cose da tirar fuori dai cassetti. Detto questo, sì, spiegavo in queste slide perché il tema piscina è un tema molto complesso, lo abbiamo detto in più occasioni, e credo sia giusto non fare confusioni e non ingenerare anche proprio dubbi e proprio idee assolutamente destituite di fondamento dalla realtà. La piscina non è la nostra ancora una piscina pubblica, la nostra è una piscina che è stata costruita grazie a una finanza di progetto, project financing detto all'inglese, finanza di progetto tra un privato e Comune di Portoviro. Comune di Portoviro ha messo il terreno gratuitamente e ha messo una metà della somma necessaria alla costruzione. Il privato poi ha deciso come finanziare il resto e la piscina di Portoviro diventerà di proprietà del comune nel 2036. Fino ad allora piscina di Portoviro è una piscina gravata di un leasing. Per questa ragione è impossibile fare tutto quel ragionamento che ho visto leggere da più parti sostanzialmente di una sorta di finanziamento ponte, tutte queste cose. L'abbiamo anche chiesto alla Corte dei Conti e la soluzione possibile è quella che stiamo perseguendo, l'ho detto in più occasioni, perché non è che siamo rimasti, cioè io mi sono occupata della piscina nonostante non avessi la delega allo sport, perché era un tema sul tavolo, un tema importante, un tema a cui tenevamo, e attualmente la soluzione perseguita e l'unica che si può perseguire è quella della revisione del contratto, un contratto fatto nel 2005 e quindi insomma un contratto sicuramente datato e che stiamo di comune accordo con la società stiamo rimodulando e siamo in attesa appunto dei documenti che devono arrivare dalla società. Questa è la via maestra. Tutti gli altri discorsi, mi rendo conto che la campagna elettorale è alle porte, ma sono tutti discorsi, non sono possibili soluzioni. Ecco, lei ha premesso c'è una possibilità di trovare un accordo tra le due parti, tra voi e... Si chiama revisione contrattuale, è una revisione, noi dobbiamo... E l'altra parte è contenta di farlo? L'ha chiesta l'altra parte, quindi... la parte ha chiesto la revisione contrattuale, noi dopo revisionato il contratto si andrà in consiglio comunale e diventerà il nuovo contratto, quindi la nuova disciplina dei rapporti tra le due parti. Secondo lei può dare una crono? Io ho già sollecitato la società gestore, perché appunto devono produrci documenti. Mi rendo conto che non è una cosa revisionare un contratto fatto nel 2005 non è una cosa semplice, però insomma loro lo stanno facendo, si sono rivolti a uno specialista e c'è la volontà sia da parte vostra che da parte del contendente di risolvere il problema. Questo non perché lo dico io, ma perché sono proprio i fatti, per quello che stiamo facendo. Perfetto, monitoreremo tutto, grazie sindaco. Grazie, buona giornata.